Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati e buona domenica, una domenica davvero ricca di eventi per la Marca trevigiana, quella di oggi, e noi con il primissimo evento partiamo proprio con le immagini degli alpini della Marca che hanno invaso oggi il comune di Roncade per l'inaugurazione della nuova sede di via Parisotto, una grande cerimonia, presente anche il presidente nazionale degli alpini Favaro e poi tantissime davvero le autorità che hanno scelto di esserci in questo momento commemorativo, come sempre iniziato con l'alzabandiere e poi la deposizione di una corona ai caduti. Guardate, questo è il lungo sfilamento, le immagini sono di questa mattina intorno alle 9, traffico ovviamente bloccato in centro a Roncade, in piazza Donatori di Sangue è partito il lungo sfilamento, penne nere davvero arrivate da tutta la Marca al suono della fanfara Iulia del gruppo alpini di Conegliano. Eccoli qui, stanno sfilando. Oggi è la giornata del comune di Roncade con l'inaugurazione della nuova sede, ma di fatto questo lungo sfilamento di penne nere, assistito davvero da centinaia di persone, va ad anticipare quella che sarà la adunata nazionale, la 95esima della prossima settimana, adunata che ovviamente seguiremo in diretta con tutti gli eventi che ci saranno. Avete visto che ieri nel nostro notiziario siamo partiti proprio collegandoci con la città di Vicenza, e allora sarà proprio da Vicenza che venerdì prossimo partirà la 95esima adunata nazionale degli alpini, una adunata all'insegno della pace. L'obiettivo sarà raccogliere proprio fondi per educare alla pace le nuove generazioni. E con le immagini vi portiamo ora a Dolo, vi facciamo ascoltare le dichiarazioni dell'assessore alla protezione civile veneto Giampaolo Bottaccin, delle dichiarazioni che ci ha inviato proprio questa mattina, mentre a Dolo è in corso un'esercitazione della protezione civile regionale insieme ad un liceo del territorio. Lancia il progetto Scuole Sicure Veneto che domani sbarcherà a Jesolo. Guardate. Scuola Sicura è un'iniziativa che nasce ormai parecchi anni fa, che ho voluto istituire come regione, e andiamo nelle scuole a spiegare ai ragazzi quali sono i rischi che sono connessi a eventuali situazioni di calamità, e quindi attraverso un'esercitazione l'obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi per far capire quali sono i rischi, per far sapere quali sono i comportamenti da tenere in caso di situazioni calamitose, e anche magari con l'intenzione e la speranza di coinvolgerli e che possano diventare a loro volta volontari di protezione civile. Noi in Veneto abbiamo 525 organizzazioni di protezione civile di varie specializzazioni, e quindi ognuno può scegliere quella che gli sembra più consona alle sue attitudini. È un'iniziativa che ritengo importante anche perché i ragazzi assorbono molto e poi dopo riescono a trasferire a casa le informazioni che raccolgono. Un altro evento, avete visto oggi davvero una domenica ricca di manifestazioni, andiamo in città dove si è corsa questa mattina alla Treviso in rosa la manifestazione per raccogliere fondi per la LILT nel nome della prevenzione. Un fiume rosa si è riversato per la città con partenza in Viale Dalviano. Viale Dalviano che appunto si è colorato di rosa, come vedete. Questi sono alcuni video che ci hanno mandato, poi per noi c'era la nostra Marta Marangon, presente anche una delegazione di giornaliste di Antenna 3 Nord-Est, ve le faremo vedere queste immagini questa sera nel corso del nostro telegiornale, e sono davvero a migliaia che si sono riversate nel centro cittadino per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno. Tante donne che oggi hanno corso e camminato sono donne che hanno attraversato, stanno attraversando un percorso oncologico, quindi davvero un bellissimo messaggio di salute e amore per se stesse. E poi vediamo un'altra notizia, perché hanno lasciato lo Yemen. I turisti che erano rimasti bloccati, lo ricorderete, tra di loro c'è anche una bellunese, Ludovica Russo, hanno lasciato lo Yemen l'aereo con a bordo i 15 turisti italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola di Socotra. Siamo nell'Oceano Indiano, l'isola a vocazione turistica appartiene allo Yemen e si trova tra il paese della penisola arabica e la Somalia. Il gruppo di italiani composto dai veneti, tra cui appunto l'infermiera bellunese Ludovica Russo, ma anche da
lombardi e un riminese, era partito da Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi. Il 23 aprile c'è un unico volo settimanale che collega gli Emirati all'isola yemenita. A causa della guerra civile in atto da anni nessuno era potuto rientrare nei tempi previsti al momento dell'acquisto del viaggio. Questa mattina la partenza per gli Emirati Arabi Uniti. Socotra, come ha precisato la Farnesina, è una meta esplicitamente sconsigliata sul sito dell'unità di crisi della Farnesina. Viaggiare sicuri. E dunque sono tornati. Allora, tra pochissimo noi faremo partire un dibattito, sapete che ci stiamo occupando ovviamente di politica, stiamo andando verso il voto, ma vi vogliamo raccontare la storia di un ragazzo fuggito a causa di un brutto voto. È una storia di 2 giorni fa, ma una storia davvero che ha colpito tutta la Marca. Il ragazzo e i ragazzi sono stati trovati dal sindaco Annalisa Rampin e è una storia che vi vogliamo raccontare perché in qualche modo parla di un disagio giovanile di cui ci occuperemo nella seconda parte di questa prima edizione. Sarà qui con noi Don David, che è parroco della chiesa di San Biagio di Callalta. Con lui parleremo della visita del Papa, ma anche di episodi come questo che vi andiamo a raccontare: la fuga da parte di alcuni ragazzini per un brutto voto. Un brutto voto a scuola, il rimprovero dei genitori e la decisione di scappare di casa. Protagonisti i 2 ragazzini di 13 anni, italiani di seconda generazione, che hanno fatto perdere le loro tracce dal pomeriggio di venerdì. Sprovvisti di cellulari, i genitori li hanno aspettati fino a sera inoltrata e, non vedendoli rincasare nella notte, hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. Verso le 4:30 mi hanno avvisato i carabinieri appunto di questa scomparsa, mi hanno detto che sarebbero arrivati a breve i vigili del fuoco e quindi presso il municipio di Paderno è stato allestito tutto. Ho allertato la protezione civile, che nel frattempo è stata attivata anche dalla prefettura, e la macchina delle ricerche si è messa in moto. Protezione civile, vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari dell'AVAB e polizia locale già dalle prime ore del mattino al lavoro per istituire le squadre di ricerca partite intorno alle 6. Allestita anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco. A Pieve del Grappa, dopo la scomparsa nel 2022 di Valeria Rosato, di 88 anni, non si è voluto perdere nessun minuto prezioso per avviare le ricerche. Sono passata ovviamente dalle 4, quando sono uscita di casa ho iniziato a guardare in giro muovendomi con l'auto, e siccome dovevo andare in comune verso le 8 sono passata e guardando in piazza ho visto i 2 ragazzini che stavano tranquillamente passeggiando qui davanti, quindi li ho fermati e grazie all'aiuto di un amico, Stefano, che era appunto in piazza, gli ho fatto segno di aiutarmi nel caso in cui volessero magari scappare. In realtà non si sono mossi proprio perché non capivano cosa stava succedendo, erano infangati, stanchi, però molto stupiti, non capivano perché io li avessi fermati, perché poi arrivassero i carabinieri, cosa stesse succedendo, quello non gli era ancora chiaro. Spaesati, i 2 tredicenni hanno giustificato la bravata per i rimproveri della famiglia di uno dei 2 per non aver studiato abbastanza e aver preso un brutto voto a scuola. La volontà di scappare di casa appoggiata dal migliore amico e così la fuga. Il sospiro di sollievo dei genitori e dell'intera comunità dopo il ritrovamento dei ragazzi. La solitudine di questi giovani, che probabilmente non hanno più adulti di riferimento, non hanno più persone a cui magari affidare le loro criticità, le loro problematiche, quindi a volte si trovano da soli a dover gestire questa cosa, e come adulti dobbiamo interrogarci su che cosa è giusto fare. Allora partiamo dunque con la nostra chiacchierata, parliamo di politica, vi presento gli ospiti che sono con noi. Doveva esserci il segretario provinciale di Italia Viva, Martina Cancian, ha avuto un problema di famiglia, c'è qui il vice segretario Alessandro Tella. Alessandro, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Buongiorno, in collegamento abbiamo Ugo Biggeri, candidato alle europee per il Movimento 5 Stelle, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora io direi di partire da un tema che a me è molto caro. Una delle caratteristiche di queste elezioni europee è il fatto che diversi big, insomma Giorgia Meloni, ma non solo, anche Carlo Calenda, hanno messo il loro nome e sono in lista. Quindi si tratta molto spesso di una lista di big, una lista di grandi nomi. Non tutti però, e mi viene in mente proprio Giorgia Meloni, poi di fatto alle europee ci andranno, no? Quindi è una sorta di specchietto per le allodole, ma è anche una sorta di prova di forza dei partiti in vista di queste europee. Allora io partirei da lei, Alessandro, perché questa scelta ed anche perché insomma in queste europee si è scelto, voi avete fatto un'alleanza di scopo con Più Europa, quindi perché diciamo che cosa vi ha portato a questo ragionamento e anche alla formazione delle liste?
Sì, ma partiamo da un presupposto. In Italia c'è una grossa fetta di elettorato che non si riconosce né nell'attuale destra né nell'attuale sinistra, rappresentata da Elly Schlein o dalla destra di Giorgia Meloni. E c'è un elettorato che si riconosce invece nell'area politica liberal-democratica. In questi mesi e in questi anni Italia Viva ha sempre cercato di cercare di aggregare il più possibile le forze politiche che fanno parte del nostro campo. Anche in questi mesi, anche in occasione delle elezioni europee, abbiamo cercato con Più Europa e con il Partito Socialista, con i Radicali, con Italia C'è e i Lib Dem, e anche con Azione, di creare una rappresentanza, di dare una rappresentanza forte e valida a questo elettorato. Con la maggior parte delle forze politiche è stato possibile, purtroppo non con tutti, ed è nata da questo la lista degli Stati Uniti d'Europa. È una lista che già dal nome si capisce qual è lo scopo, cioè gli Stati Uniti d'Europa, che era il sogno dei padri fondatori dell'Unione Europea, e all'interno portiamo dei temi che secondo noi sono centrali per l'Europa. Penso all'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea, al superamento del diritto di veto, a un rafforzamento delle istituzioni europee, soprattutto in politica estera, sui grandi temi di politica internazionale. Quindi possiamo dire che è una lista di chi crede nell'Europa? Assolutamente sì, tant'è che a differenza, appunto, mi dispiace che molte forze politiche e leader politici come Giorgia Meloni, ne ha citati alcuni prima, Elly Schlein, Antonio Tajani, guardino alle elezioni europee più come a un sondaggio personale di gradimento, piuttosto che per andare in Europa, per portare dei temi che possono essere anche diversi chiaramente, e per far crescere l'Europa e rappresentare l'Italia nel contesto europeo. I nostri candidati, ecco, questo diciamo è un'innovazione della nostra lista, si sono tutti quanti impegnati, se eletti, ad andare in Europa per rappresentare l'Italia e per portare i nostri temi. Quindi se eletti in Europa si va? Assolutamente sì, non è un sondaggio personale. Non è un sondaggio personale. Bigeri, anche Conte ha aspramente criticato questa scelta. In che Europa credete voi come Movimento 5 Stelle? C'è tra l'altro questa scelta di mettere la parola pace nel simbolo, è una scelta molto forte. Ma sicuramente crediamo in un'Europa di pace. Abbiamo prima parlato di come è nata l'Europa. L'Europa è nata durante la Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui l'Italia era ancora alleata, era governata dal fascismo ed era ancora alleata con la Germania. Quindi c'è stata una capacità di visione di fare pace, su cui poi è nata l'Europa. Ecco, credo che questo spirito, crediamo che questo spirito debba assolutamente essere recuperato. E quindi questo è il primo punto, cioè dobbiamo veramente prendere sul serio la pace, prendere sul serio l'idea di mettere le parti che sono in conflitto attorno a un tavolo, questo sia in Ucraina che in Palestina. E direi che è la caratteristica principale. Poi ci sono gli altri temi, che sono i temi della giustizia sociale in particolare, e per quanto mi riguarda quelli di una finanza che sia meno speculativa e più vicina agli imprenditori e diciamo la transizione ecologica. E il suo nome, Bigeri, è legato a Banca Etica, insomma chi lo conosce lo sa, chi la conosce lo sa bene. Una finanza sociale, ma che cosa vuol dire? Proviamo a spiegarlo. Ma guardi, la finanza in realtà ha una funzione sociale, è quella di fare in modo che le risorse finanziarie si spostino da chi ne ha a chi la utilizza per fare investimenti produttivi o comunque culturali, di qualunque tipo di attività. Questa è la funzione sociale della finanza, che è anche la funzione principale della finanza. Fa questo maneggiando bene i rischi. Ecco, oggi purtroppo la finanza fa molto poco questa funzione, perché oggi è difficile trovare credito per le imprese, mentre invece è molto più facile mettere i propri soldi in mercati speculativi in cui non sono tassati, non c'è bisogno di tenere bloccato il proprio denaro. La finanza etica ha questa funzione sociale della finanza, che ripeto è quella di finanziare le attività produttive, finanziare le imprese, aggiunge l'attenzione sempre agli impatti sociali e ambientali. Oggi dall'ONU al Papa a qualunque studioso delle tematiche globali ci dice: dobbiamo cambiare il paradigma economico, dobbiamo infilare le valutazioni sociali e ambientali nel nostro modo di fare impresa e di gestire l'economia. È un compito enorme, l'Unione Europea sta giocando un ruolo su questo, dobbiamo spingere in questa direzione e al tempo stesso aiutare che nessun cittadino rimanga indietro.
Tra poco torno da lei, allora le chiederò di commentare, come dire, la politica di Ursula von der Leyen, di questa Europa sulla finanza, con queste politiche di rialzo dei tassi, e torniamo tra pochissimo su questo, ma vorrei passare la palla ad Alessandro Tell su questo tema. Anche voi di fatto, avendo con voi più Europa, avete lanciato e credete in un'Europa che deve capitanare la rivoluzione energetica, la transizione. Con che strumenti? Come? Che cosa ancora non è stato fatto? Sì, guardi, come dicevo prima, la lista degli Stati Uniti d'Europa è una lista che porta al centro dei temi europei, ecco, non solo nazionali ma europei. Crediamo come posizione politica, ad esempio sul cambiamento climatico, riconosciamo la crisi, crediamo sia grave, siamo contro i negazionismi, ma allo stesso tempo stiamo al centro, guardiamo alla realtà, come stanno le cose, guardiamo con favore allo sviluppo soprattutto sul territorio anche delle comunità energetiche che riguardano anche il Veneto e riguardano i nostri comuni. Sicuramente il tema ambientale, soprattutto per la mia generazione, è un tema fondamentale che deve essere al centro dell'agenda politica europea. In questa campagna elettorale, secondo lei, è un po' dimenticato? Noi abbiamo visto, allora devo dire, questa campagna elettorale ha portato tanta visibilità, ad esempio, al generale Vannacci, lo dobbiamo dire perché ci sono state diverse dichiarazioni molto forti, poi abbiamo visto anche, ne parleremo con Biggeri, tornare in auge il Job Act con i 5 Stelle che appoggia Landini, con il referendum, Renzi che dice cosa fate con la CGIL, cioè questo scontro su temi che sono state anche delle bandiere per i partiti politici. Per quanto riguarda la vostra politica, il Job Act, che fine dovrebbe fare? Sì, infatti notiamo che la discussione non è sul piano europeo ma sul piano nazionale, cioè sono dei temi su cui è bello discutere, però che non riguardano l'Europa, riguardano una dimensione nazionale, andrebbero bene per le elezioni politiche ad esempio. Sul Job Act, è il governo Renzi che l'ha fatto, quindi chiaramente noi come Italia Viva siamo a favore. Partiamo da un presupposto però, io credo che non esistano riforme e leggi perfette, quindi tutto è migliorabile, compreso il Jobs Act. Da qui però a proporre di abolirlo completamente, come ha fatto la CGIL, io credo sia un errore, perché ci sono sicuramente dei punti migliorabili, ma io credo che il Jobs Act contenga degli elementi positivi, penso tra i quali agli incentivi e alle assunzioni per chi ha disabilità. Penso all'aumento di posti di lavoro a tempo indeterminato che ha portato. Quindi io guardo con favore se fosse stata ad una proposta di miglioramento della riforma del Jobs Act. L'abolizione secondo me è un po' demagogica come posizione. Biggeri, voi avete firmato per l'abolizione, ma che cosa cambierebbe del Job Act se volessimo unire le posizioni e dire va bene, lo cambiamo invece che abolirlo? Lei cosa cambierebbe? Ma a me sembra che alla fine è stato pensato in un momento storico completamente diverso. Banalmente non c'era la pandemia con tutta la crisi che ne è conseguita. Oggi ci sono un sacco di persone che si trovano in difficoltà e lo ripenserei a partire da questo dato di fatto che è cambiato la realtà che ci circonda. Poi appunto è già stato detto, io mi candido e sono convinto di portare la mia esperienza anche internazionale a livello europeo. Questa è una questione più italiana, però il punto di principio che oggi dobbiamo essere vicini ai lavoratori ed essere vicino alle fasce più deboli, penso che questo sia un punto di forza del Movimento 5 Stelle che assolutamente appoggio e approvo, perché dobbiamo da una parte far funzionare meglio le imprese, dobbiamo farle funzionare perché la transizione ecologica sia un'opportunità di crescita e di innovazione, e dall'altra però dobbiamo sostenere le persone più deboli e i lavoratori. Lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche che è assolutamente necessario farlo. Allora, le faccio un'altra domanda, restiamo sul nazionale a questo punto, poi voliamo sulle europee, ma le piace questo bonus da 100 euro lanciato da Giorgia Meloni? Anche questo è un oggetto di campagna elettorale, secondo lei? Direi che è campagna elettorale. Negli ultimi mesi, anni, le misure sociali sono prevalentemente state smantellate, quindi ora proprio a ridosso delle elezioni fare questa cosa, ma insomma per me non è credibile.
Ha l'Europa delle misure sociali comuni, secondo lei? C'è qualcosa che ci unisce? L'Europa ha tanti programmi sociali, il Fondo Sociale Europeo, ma anche la stessa Banca Europea degli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, di cui tra l'altro hanno beneficiato tantissime piccole realtà imprenditoriali italiane, realtà del terzo settore. Quindi sì, l'Europa ha delle chiare indicazioni, ma anche dei fondi che molto spesso il nostro Paese non riesce a spendere adeguatamente, soprattutto al sud, ma insomma in generale. E sono progetti interessanti con una visione di un'economia sociale e di un'Europa sociale che non va inventata, c'è, però bisogna rafforzare, bisogna andare appunto a sfruttare meglio, ma anche a costruire meglio questi pacchetti sull'Europa sociale. Credo che il tema dell'Europa sociale sia un tema fondamentale, perché è veramente quello che contraddistingue l'Europa come governo politico rispetto agli altri grandi player internazionali, dagli Stati Uniti alla Cina ai grandi paesi internazionali. È proprio questa attenzione al sociale che è nel DNA dell'Europa. Un'Europa sociale che però è un tema che in campagna elettorale per l'europeo non si è visto ancora più di tanto, no? Mi corregga se sbaglio. Io ho sentito parlare di esercito comune europeo, ho sentito parlare di tante cose, ma l'Europa sociale non tira voti. A parte i temi nazionali, si parla molto giustamente di politica estera, perché purtroppo l'attuale situazione internazionale non è delle migliori. Abbiamo la guerra in Ucraina, abbiamo una situazione delicata in Medio Oriente. L'Europa in politica estera e purtroppo la Commissione von der Leyen è stata marginale, quantomeno sui grandi temi di politica estera, lasciando spazio invece agli Stati Uniti. Purtroppo sì, soprattutto in un contesto in cui l'Europa affronta un calo demografico importante, quindi un aumento delle fasce anziane e una diminuzione di quelle giovani, mancano gli strumenti sociali a livello europeo. E soprattutto posso dire, molti comuni, molti sindaci si aspettano dall'Europa soprattutto delle risorse su questi temi qua importanti, perché sono quelli che poi incidono direttamente sulla vita delle persone, quindi non vanno trascurati. C'è un interessante articolo del Corriere della Sera di oggi che parla proprio di questo, no? È uno sguardo sui giovani che hanno lasciato l'Italia per andare in Europa, giovani medici, hanno lasciato l'Italia per andare in Europa perché c'è più premialità, si viene subito formati e subito inseriti all'interno di una carriera anche medica, e poi ovviamente gli stipendi sono più alti. Posso chiedere un passaggio su questo, visto che lei fa parte di questi giovani? Sì, assolutamente. Io poi sono universitario, studio scienze politiche a Padova. E la cosa che noi osserviamo è che le nostre università, il nostro sistema di formazione universitario è uno tra i migliori in Europa. Vengono dall'estero per formarsi a Padova, a Milano, a Roma. Abbiamo degli istituti eccellenti, dei professori veramente di valore. Però purtroppo, una volta formati, quel salto tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro non c'è, e quindi c'è una migliore opportunità all'estero piuttosto che in Italia. Ecco, quindi bisognerebbe intervenire non solo facilitando il passaggio dal mondo dello studio dell'università a quello del lavoro, ma anche cercare di far rientrare i cosiddetti cervelli in fuga, e purtroppo il governo Meloni su questo non sta C'è una sorta di competizione, Bigeri, tra gli stati? Questa è una domanda che mi sta venendo in mente davvero sentendovi parlare, poi dopo aver letto questo articolo molto bello del Corriere della Sera. C'è una forma di competizione tra stati europei, no? Che ci si ruba cervelli, ci si ruba competenze, cioè oggi il nostro paese è a secco di competenze, piange professionalità, soprattutto il nostro sistema sanitario, perché gli stipendi non sono uguali, le carriere non sono equiparate. Insomma, lei che l'estero lo conosce bene. Beh sì, di sicuro c'è una competizione su questo. L'Europa nasce ed è un'opportunità per tutti, perché le persone possano muoversi liberamente, andare a lavorare con un'idea che possiamo apprezzare o meno, ma che se il mercato del lavoro è unificato, dopodiché si dovrebbe alzare lo standard per tutti. In realtà questo è un problema più che altro di politiche nazionali, perché evidentemente se i nostri giovani laureati, i nostri giovani, ma anche non giovani onestamente, professionisti trovano più facilmente lavoro, o soprattutto trovano maggior attenzione, maggior rispetto
in altri paesi, dipende da cosa offriamo noi in Italia, forse ci dobbiamo fare delle domande, cioè, ma non soltanto, perché noi pensiamo anche sempre ai medici piuttosto che agli ingegneri, sicuramente hanno più facilità di trovare lavoro, hanno più gratificazioni, sono in posizione di rilievo anche se hanno 28 anni, non devono aspettare di averne 40 o 50, ma questo vale anche per gli artigiani, banalmente. Da noi sembra quasi che a fare l'artigiano un giovane, insomma, abbia perso un'occasione. In realtà se vai a fare l'artigiano in Germania sei portato su un palmo della mano. E lo dico perché conosco anche personalmente delle situazioni di persone che fanno queste cose, fanno gli artigiani e hanno un trattamento non soltanto economico, ma anche di riconoscimento sociale differente. Quindi sì, l'Europa è un posto dove c'è competizione sui migliori, diciamo, attrarre le migliori risorse per lavorare. Però perché questo non avvenga o perché noi non perdiamo questa competizione occorre delle politiche nazionali. L'Europa offre anche degli strumenti, però il grosso del bilancio dell'Unione Europea non è sul lavoro, è il bilancio dello Stato italiano che gioca la parte maggiore. Esatto, politica estera, un passaggio veloce, ovviamente con l'Europa c'è chi parla anche di difesa unica europea, stiamo parlando di una situazione molto complessa in cui l'Europa rischia di non riuscire a toccare palla. Voi avete una posizione molto forte su questo. Sì, noi tra le varie proposte siamo a favore della creazione di un esercito unico comune europeo. Mi viene in mente gli eventi dell'Afghanistan, quando c'è stato il ritiro in quei giorni dell'intero contingente occidentale, quindi non solo europeo ma anche americano, scelta presa dagli Stati Uniti e che l'Europa ha subito. Ecco, se ci fosse stato un esercito comune europeo, anche in quella situazione lì, l'Europa sarebbe molto più indipendente rispetto agli Stati Uniti sulle decisioni di politica estera. Invece, purtroppo, frammentati come siamo oggi, subiamo molto quelle che sono le decisioni di Washington. Voi siete d'accordo su le politiche, ad esempio, nei confronti dell'Ucraina che sono messe in atto in questo momento dal governo? Sì, noi abbiamo votato a favore in Parlamento all'invio delle armi in Ucraina perché crediamo che la Russia abbia invaso e sia l'aggressore in Ucraina. Crediamo che il popolo ucraino abbia il diritto e il dovere di difendersi, perché noi spesso dimentichiamo cosa significa essere invasi, essere attaccati, che ogni tanto dovremmo metterci in quei panni, pensare come se l'Italia fosse attaccata, si trovasse nella situazione dell'Ucraina. È chiaro che non si potrebbe arrendere in quel modo lì. Lo hanno fatto i nostri nonni quando insomma l'Italia era stata invasa nella Prima Guerra Mondiale e anche nella Seconda Guerra Mondiale dall'esercito nazista. E io sono veramente contento, ecco, che i nostri antenati, che i nostri nonni abbiano deciso di difendere l'Italia dall'aggressione nazifascista prendendo anche in mano le armi e che invece non si siano decisi di arrendere e lasciare, insomma, alzare bandiera bianca. Biggeri, voi ovviamente rilanciate i negoziati come unico modo, insomma, per uscire dalla guerra. Assolutamente. Non scordiamoci comunque la nostra resistenza è una resistenza che nasce anche contro un governo italiano fascista che aveva contribuito a fare la guerra. Ci scordiamo sempre che noi non siamo stati invasi, noi eravamo alleati ed eravamo primi artefici della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci siamo, diciamo, la guerra di resistenza, la resistenza in Italia è stata una ribellione contro un governo fascista che era anche il governo che vigeva in Italia fino appunto all'8 settembre del 1943. Detto questo, sì, noi siamo decisamente a favore sia di una difesa comune europea, perché crediamo che per superare diciamo, le difficoltà e le incoerenze che abbiamo sia fondamentale. Poi anche perché, diciamocelo, se vogliamo che l'Europa sia uno Stato o comunque abbia un ruolo ancora maggiore, da sempre nella storia quello che fa uno Stato sono i soldi e i soldati, che guarda caso hanno la stessa radice. E quindi è fondamentale che ci sia un esercito europeo. Lo dico anche da pacifista, perché essere pacifista non vuol dire essere, diciamo così, naif. Quindi penso che una difesa europea aiuterebbe sicuramente a gestire meglio
le questioni militari o della difesa, che sono assolutamente necessarie. E sulla guerra in Ucraina io invito a pensare a che cosa è successo negli ultimi 70 anni, cioè durante tutta la guerra fredda eravamo molto più capaci di gestire le crisi internazionali, non che queste siano sempre state gestite benissimo, però era chiaro quello che era il rischio per tutti dell'escalation militare, in particolare con la potenzialità che è completamente piena come possibilità che possa accadere di un conflitto nucleare. Cioè si parla di armi tattiche nucleari che potrebbero tenere in caso di crisi, anche da un punto di vista di come si muove il fronte, che potrebbero tenere basso il rischio nucleare, ma intanto si usano delle armi nucleari di piccola potenza nel conflitto o anche al di fuori del conflitto per colpire gli eventuali aree di rischio date dalle basi NATO che sono in Europa. Insomma, dobbiamo prenderla sul serio questa cosa, dobbiamo inchiodare tutti quanti a un processo di pace. È chiaro che non è giusto rispetto a un invasore chiarissimo, un aggressore che è la Russia, ma a volte le scelte devono essere anche guidate dalla pragmaticità di non far morire un sacco di persone, di non avere un rischio di escalation militare tremendo e soprattutto di evitare che un sacco di risorse economiche finiscano nell'industria militare. Ma noi abbiamo bisogno di soldi per le scuole, per la sanità, per migliorare le condizioni del lavoro in modo che i ragazzi non vadano via. E in questo momento l'unico settore su cui si trovano soldi è il settore militare. Non credo che questo porterà alla pace in Ucraina. Mi dispiace molto, ma non credo. È 2 anni che questa guerra va avanti e l'escalation, se non si ha il coraggio della pace, di mettersi intorno a un tavolo, di costringere tutti a mettersi intorno al tavolo, il rischio è che le cose peggiorino, muoiano più persone, l'Ucraina non ce la faccia più a difendersi e a quel punto dovremo decidere se attaccare la Russia come è nato. Ma mi sembra uno scenario di una pericolosità enorme. Molto meglio fare la pace. Tel, voleva dire qualcosa? Sì, assolutamente. La via diplomatica deve passare questo concetto, è quella principale e la pace va cercata sempre, anche in questi anni, perché purtroppo non è una crisi che si è innescata negli ultimi 2 anni, è una crisi, quella in Ucraina, che va avanti da molti anni. L'Unione Europea ha sempre cercato la via diplomatica della pace e dell'accordo, purtroppo non è stato possibile. Ma perché non siamo abbastanza forti, secondo lei? Secondo me anche per quello, tornando a... E nemmeno, come dire, non si va sempre d'accordo, abbiamo visto Macron rispetto a Meloni, posizioni, non siamo uniti. Sì. Assolutamente, e Macron secondo noi sbaglia a chiedere un intervento diretto inviando i nostri soldati in Ucraina. L'obiettivo non deve essere invadere la Russia, quindi trasformarla in una controffensiva. Il tema è quello che la via diplomatica deve essere quella principale, ma nel frattempo bisogna assolutamente aiutare con le risorse e con le armi l'Ucraina a resistere, anche perché la storia ce lo insegna. Nella seconda guerra mondiale, quando Hitler invase i Sudeti, in quella crisi lì, i paesi europei assecondarono quella scelta, permettendoglielo. Abbiamo visto tutti purtroppo che Hitler, come oggi Putin, non si è fermato ai Sudeti e quindi il rischio è che non si fermi all'Ucraina, ma che vada ben oltre. Allora, ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, chiedo agli ospiti di attenderci, abbiamo ancora 10 minuti per il nostro dibattito politico, a voi telespettatori tra pochi minuti siamo di nuovo qui in diretta. Prima edizione, ben ritrovati ancora, buona domenica, un nostro dibattito politico, abbiamo il Movimento 5 Stelle con Italia Viva, il vice segretario provinciale trevigiano Alessandro Tell qui con me in studio, Ugo Vigeri, candidato alle europee per il Movimento 5 Stelle in collegamento, ancora ben ritrovati, abbiamo ancora 5-6 minuti per stare insieme e io vi lancerei proprio una domanda come dire diretta, chi è il vostro avversario? Chi è l'avversario da combattere in queste europee? Sì, per quanto ci riguarda come lista degli Stati Uniti d'Europa, noi che siamo una forza europeista che crede molto nell'Europa, chiaramente sono i nazionalismi e i sovranisti, che abbiamo visto che hanno fallito comunque, perché è inutile fare i nazionalisti in Italia e poi chiedere comunque che ci siano delle politiche diffuse in Europa.
L'abbiamo visto anche con la Brexit. Il nostro capolista qui nel nord-est, Graham Watson, è di origini scozzesi, è stato a lungo presidente dell'ALDE, che è il gruppo dei liberali al Parlamento europeo, e lui si candida qui in Italia per portare la sua testimonianza del fallimento della Brexit e delle ricadute negative che sta avendo. Quindi i nazionalismi falliscono e portano soltanto guerre e violenza. Sono loro i nostri avversari. Biggeri. Ma io condivido anch'io che siamo tutti, dobbiamo essere più europeisti. Se devo dire qual è il nemico in queste elezioni, sono le persone che non vanno a votare. Noi dobbiamo andare tutti quanti a votare, ci interessa enormemente che le persone votino, proprio perché crediamo nell'Europa. Mi viene quasi da dire votate per chi vi pare, però andate a votare, perché l'Unione Europea se lo merita la nostra democrazia e soprattutto se lo merita quello che l'Europa può fare per noi. Siamo noi l'Europa. Quindi in prima persona votare. Io penso spesso, visto che mi occupo di finanza, che tante volte non ci chiediamo cosa fanno i nostri soldi e poi scopriamo che i nostri soldi, se andiamo a investigare, vengono impiegati in attività che non ci piacciono, che addirittura sono contrarie ai nostri ideali. È la stessa cosa, come si vota con i propri risparmi, con il proprio portafoglio, così in realtà si vota ovviamente quando si fanno delle elezioni. Se non si va a votare, qualcun altro decide per noi. Ce la descrive la lista del Movimento 5 Stelle per le europee? Chi c'è dentro? Ma ci sono dei candidati che sono le prime 3 posizioni di lista, la Sabrina Pignedoli, che è un europarlamentare uscente, io che sono il secondo di lista, e la Martina Pluda, che sono stati proposti e accettati da parte del movimento dal presidente Conte. E poi ci sono gli attivisti del Movimento 5 Stelle che attraverso il meccanismo proprio del movimento si sono candidati, hanno passato una selezione e quindi compongono il resto della lista. Sono tutte persone che dal basso hanno sempre fatto in un modo o in un altro politica. Io non ho mai fatto politica all'interno di partiti e movimenti, ma ritengo di fare politica da 40 anni con tutte le attività che ho fatto nel campo dell'economia sociale e della finanza etica. Le giro in ultima battuta la domanda che ha fatto Renzi oggi su alcuni giornali, no? Al Movimento 5 Stelle. Che cosa ci fate con Landini? Landini sta prendendo una posizione forte proprio sui temi del lavoro. Il Movimento 5 Stelle, ovviamente di nuovo parlo da persona che è ultimo arrivato, però ha preso negli ultimi anni una posizione decisa a favore delle classi deboli. Ecco, io credo che questo spieghi tutto. Forse bisogna rendersi conto anche di questo passaggio del Movimento 5 Stelle decisamente nel campo progressista, che oggi è realtà. Tel, che cosa ci fate con Bonino? Diciamo che come Italia Viva abbiamo, come ho detto prima, cercato sempre di aggregare le forze politiche che fanno parte del campo liberal-democratico. Ci sono sensibilità diverse perché Italia Viva sicuramente si colloca con una cultura più riformista, ma Bonino viene da una tradizione radicale, ma sono delle culture politiche che possono lavorare insieme, possono stare insieme e che condividono la stessa visione di Italia e di Europa. Grazie davvero per essere stati con noi. Alessandro Tel, vice segretario provinciale di Italia Viva a Treviso. Grazie Ugo Biggeri, candidato alle europee con il Movimento 5 Stelle. Davvero grazie per aver accettato il nostro invito e insomma buona domenica e anche a voi. Buona campagna elettorale. In tema di europei noi restiamo, andiamo a vedere la lista di Forza Italia. Noi abbiamo 3 persone che per motivi diversi riteniamo fondamentali da votare in provincia di Treviso. Tajani perché è il leader nazionale, la persona di riferimento anche in Europa per quanto riguarda il nostro paese. Flavio Tosi perché sta facendo tantissimo in Veneto per far risalire Forza Italia e vediamo che i dati e i sondaggi ci danno in maniera assolutamente positiva. E Cristina Andretta è un amministratore di grande esperienza, puntiamo tanto su di lei, tra l'altro mi affianca nel provinciale, è una cosa importante. Sono questi i nomi su cui punta, perlomeno nel trevigiano, Forza Italia, con il coordinatore provinciale Fabio Chiesa, che rivendica l'anima moderata del partito. La cosa che dobbiamo recuperare è la centralità dell'Europa nel sistema internazionale. È stata un po' persa in questi anni, ma soprattutto penso stati anni anche di grosse difficoltà. Ricordiamo il Covid, ricordiamo le crisi economiche. Oggi possiamo ripartiremo dal PPE. L'obiettivo per gli azzurri, nella Marca come altrove, è portare a casa un risultato in crescita rispetto al 2019, quando
quando l'esito delle urne fu deludente. 5 anni fa vivevamo in un mondo completamente diverso, ripeto, oggi Forza Italia è in forte crescita, poi i risultati si vedono il giorno dopo delle elezioni, ma sicuramente andrà bene e siamo convinti che i nostri candidati potranno veramente fare la differenza oggi sul territorio. E a proposito di candidati, non manca una stoccata agli alleati, in particolare della Lega, con i quali si prospetta un inedito, almeno fino a qualche tempo fa, testa a testa. Non a caso che essa marca la differenza con il candidato salviniano Vannacci nella bufera per la proposta di classi separate per disabili. Non rappresenta assolutamente i nostri ideali sono ideali di inclusione, sono ideali che fanno in modo che le persone che hanno delle difficoltà siano integrate perfettamente e che chi ha più possibilità possa aiutare chi ne ha meno, però sempre nella logica di inclusione, mai nella logica di esclusione, per cui siamo molto distanti da tutte le dichiarazioni che ha fatto il generale Vannacci. La nostra è una realtà con la più grande percentuale di associazionismo. Noi siamo una società che ha un grandissimo senso di comunità e di inclusione, differentemente da altre realtà politiche che abbiamo detto prima, e questo vogliamo portare in Europa. Vogliamo portare in Europa anche un'Italia forte, un'Italia che torni ad essere leader internazionale. Ecco, dunque lo spazio dedicato alla politica termina qui. Avete visto, abbiamo realizzato un dibattito con il Movimento 5 Stelle Italia Viva, abbiamo cercato di toccare diversi punti per darvi qualche strumento in più per chiarirvi le idee in vista di questa tornata elettorale e soprattutto delle europee. Ma adesso parliamo di un altro tema. Domenica scorsa era qui con noi Papa Francesco che davvero nel suo viaggio a Venezia ha lasciato un segno indelebile nelle comunità venete, ha scelto di visitare le detenute del carcere della Giudecca, ha scelto di incontrare gli artisti della Biennale per la prima volta, poi visitando appunto il Padiglione Vaticano, ha scelto di incontrare i giovani e ha rivolto loro delle parole molto chiare, ha detto: alzatevi dal divano, andate ad incontrare le persone, non ha demonizzato il cellulare, usatelo, però non dimenticate di incontrare le persone. Vogliamo ricordarlo con queste immagini che vi facciamo vedere. Noi abbiamo seguito la lunga diretta, le nostre truppe erano sul posto e lo saranno anche il 18 di maggio quando Papa Francesco tornerà nuovamente in Veneto e sarà a Verona. Poi la prossima tappa sarà quella del 7 luglio a Trieste. Papa Francesco in quella sede incontrerà i migranti e sarà davvero un incontro molto atteso per il nostro paese, che appunto sta cercando delle risposte sulla gestione del tema dei migranti. E noi abbiamo qui con noi il nostro prossimo ospite, ve lo presento, Don David Berton, parroco a San Biagio di Callalta. Buongiorno Don David. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori e buona domenica. Buona domenica, appena finita la messa l'abbiamo portato qui con noi in studio e lo ringraziamo perché volevamo con lei, Don David, partire proprio da qui, cioè che cosa ci ha lasciato ad una settimana la visita del Papa con quelle parole così chiare, così pulite, rivolte soprattutto ai giovani, mi viene da dire, in un momento come questo. Sì. Purtroppo ieri abbiamo dovuto dare l'ennesima notizia di un giovane di 23 anni che si è tolto la vita. Ecco, partiamo da qui, che cosa ci ha lasciato il Papa? Ma io credo che il Papa, la visita a Venezia sia stata molto significativa per la nostra terra veneta e apparentemente sembra sempre che il Papa dica delle cose semplici come lei diceva. In realtà sono semplici, ma la semplicità non vuol dire anche banalità, superficialità, anzi direi che il Papa, attraverso proprio il suo modo, questo è il suo modo di comunicare e di lasciarci i messaggi, sono però messaggi che nella semplicità sono assai profondi. Credo che le tre realtà che ha incontrato, prima le carceri, poi gli artisti e poi infine anche i giovani, sono state tutte e tre baciate davvero dalla presenza di Dio, grazie alla presenza e attraverso la figura di Francesco. In modo particolare, come lei diceva, ecco questo appello ai giovani con quel binomio appunto molto semplice, no? Alzarsi e andare. Li ha declinate in maniera semplice ma diretta e soprattutto, se abbiamo voluto cogliere tutte le parole, i significati, davvero è andato in profondità. Non è semplicemente alzarsi, fare qualcosa, ma ha parlato di un'umanità nuova che è possibile creare, generare, vivere,
e ha parlato però anche di una spiritualità, perché a un certo punto ha parlato anche di un alzarsi come un lasciarsi anche rialzare di fronte a un Dio che è sempre pronto a raccoglierti, ad accoglierti e a perdonarti. Se ha presente, immagino voi avete anche seguito da vicino, lo stesso concetto, con altre parole perché il contesto era diverso, l'ha rivolto a quelle donne del carcere che veramente si vedevano e hanno colto nella figura del Papa e in quelle semplici parole loro hanno colto, forse è stato anche l'intervento più breve mi pare di poter dire, no? A ricordo, però hanno colto davvero un messaggio di speranza e non un semplice rialzatevi e basta, ma no, ha parlato di dignità, quanto è importante è stato quello, no? Perché la dignità della persona, la singolarità e quindi la dignità di ogni persona. E quindi a me pareva proprio, non è stato mi permetta, un buonismo che qualche volta viene accreditato al Papa, no? Va tutto bene, un buonismo di fondo. No, no, lui ha detto il carcere diventi l'occasione, ma il carcere siete voi, prima di tutto gli operatori e insieme a voi detenuti, sia l'occasione per rinascere, ogni giorno occasione per ricominciare, per rinascere. E un carcerato, questo è il mio parere, che cosa ci fa in carcere se non per rinascere? Se non per ripartire, se non per cambiare vita. E credo allora davvero è stata una visita che, anche se ha toccato 3 settori, giovani, artisti e carcerati, il messaggio era per tutti. Questa è stata la bellezza e penso che Piazza San Marco ne abbia data la testimonianza. Assolutamente. Alzarsi e andare è un messaggio di cui abbiamo tanto bisogno, soprattutto in questo momento. Possiamo dirlo, Don David, nel senso che anche noi come giornalisti stiamo raccontando tantissime notizie che riguardano soprattutto giovani che fanno fatica ad alzarsi e che a volte, purtroppo, come nel caso della cronaca di ieri, scelgono di fermarsi di fronte a questa forza che non arriva. Allora, senta, proviamo un po' a capire, lo stesso Papa Francesco ha parlato di questi divani che a volte ti risucchiano ed è stata un'immagine davvero, io credo, perfetta per andare a raccontare che cosa può scattare nella mente di tanti ragazzi che non riescono a trovarla questa forza di affrontare la vita. Cosa possiamo dire loro e alle loro famiglie? Io credo che quell'immagine del divano, molto efficace, plastica, no? Se vogliamo, molto efficace però, Papa Francesco sottolineava un aspetto, nel divano da solo. Mentre declinava quel alzarsi e andare, una buona parte della sua declinazione, della sua definizione di andare e alzarsi era legata al andare incontro alle persone e ha suggerito e ha insistito sui giovani di stare insieme, di fare comunità. Quando ha parlato di quella bellissima espressione anche siate creatori di bellezza, non ha detto manipolatori, produttori di bellezza, no, ha detto creatori e aggiungendo poi vuol dire fate qualcosa di bello che prima non c'era, perché creare vuol dire fare qualcosa che non c'era, non semplicemente trasformare. Fate qualcosa che prima non c'era, una visita, ha citato il mettere su famiglia, il generare dei figli, tutto riferito alla comunità. Io credo che le relazioni, ecco quel dire anche usate il cellulare, però non fatevi guidare dal cellulare, andate verso gli altri, uscite. Siamo più soli adesso, Don David. Sì, questo è il problema, è la solitudine che poi in alcuni casi estremi di difficoltà personali, queste sono vicende personali ovviamente, possiamo arrivare anche a questi atti più estremi, perché uno si sente sostanzialmente solo, perché le difficoltà le passiamo, ma quando uno si sente estremamente solo di fronte a un problema esistenziale, penso a un adolescente, a un giovane, eccetera, e non ha nessun appiglio, nessuno che ti dà una mano, che sia dall'alto, che sia a fianco a te, nel senso divino o umano, si può arrivare anche a questi gesti qui. Allora davvero lui ha insistito e credo che sia la soluzione, sentirsi comunità, sentirsi dentro una comunità. Anche perché a volte, Don David, si fa fatica, no? Ad aprirsi e a dichiarare le proprie fragilità. Siamo in una società che ci chiede di essere sempre prestazionali, perfetti. Quindi la fragilità è un segno di debolezza. Certo. Lo chiedo anche a lei, arrivano da lei ragazzi che si aprono, che chiedono conforto, che chiedono aiuto, oppure la Chiesa è un po' orfana di queste richieste d'aiuto da parte dei giovani? Allora, posso dire, ne arrivano, la mia esperienza, ne arrivano
ma non proprio neanche così tanti, è vero, devo essere sincero. O si abbandonano, però spesso è un monoloquio, un soliloquio, perché col cellulare, ecco, magari si abbandonano alle espressioni, cercano di farsi notare. Perché anche tutto questo uso del cellulare, di postarsi, eccetera? C'è, al di là della banalità e francamente dico anche della inutilità della cosa, però voglio cogliere l'aspetto, come dire, l'SOS che viene mandato dai giovani. C'è il bisogno di dire: ci sono, qualcuno mi ascolti, qualcuno mi dia una mano, qualcuno, ecco, si accorga che ci sono, mi indichi anche una strada, perché no? Magari non lo dicono con questi termini, però il senso è quello. Quindi, tornando alla sua domanda, sì, ci sono dei giovani ed è bello accoglierli, lasciare che esprimano anche il loro disagio, ma chi non ha vissuto un disagio? Cioè, siamo stati giovani anche noi, ci sono stati dei momenti in cui non capivamo noi stessi, non capivamo le nostre reazioni, non capivamo anche le scelte da fare, no? La giovinezza, nella nostra immaturità e nella nostra, come dire, così, tentenamento, però è anche un'età di scelte. No? Per esempio, pensiamo a tutto l'ambito scolastico, una scelta di una scuola superiore indirizza un po' la tua vita, no? E quindi non posso farla proprio così superficialmente. A proposito di scelte, esiste una crisi della vocazione? Sempre per provare un po' a raccontare l'oggi che stiamo vivendo. Certo. Sì, esiste una crisi della vocazione, ma signorina, intendiamoci che per vocazione io non intendo, la Chiesa non intende, la vocazione è semplicemente la vita consacrata. La vocazione è in senso lato proprio la chiamata, definirei così, la chiamata che Dio ci rivolge ad occupare il nostro posto nel mondo, no? C'è chi sceglie di fare una famiglia, ecco, lei mi raccontava prima, no? Nella pausa, che ha la sua famiglia, i suoi figli, eccetera. Trovare il mio posto nel mondo. E questo però necessita di un fondo, secondo me, che sta mancando. E nella nostra società non passiamo più questo, non passiamo più questo messaggio alle giovani generazioni. E qual è? Che la tua vita, prima di tutto, è un dono. Non è una proprietà, non è un possesso in senso egoistico, non è un frutto solamente mio, è un dono. Certo che è mio, nel senso che è un mio ricevuto e che devo mettere a frutto. Allora in questo senso sì, io devo dire c'è un po' il senso, la crisi della vocazione, della vita come vocazione, cioè come chiamata, perché è un dono che ho ricevuto e al quale devo rispondere. Ecco dove sta, no? Se c'è una chiamata c'è una risposta, al quale devo rispondere. Noi, parlando con i giovani di Azione Cattolica, ne abbiamo intervistati alcuni, insomma, prima del 28 di aprile, dell'arrivo di Papa Francesco, ci raccontavano che con Azione Cattolica erano arrivati ad avere circa 12.000 giovani e poi dopo il Covid, con il Covid sono scesi a 5.000, cioè poi finalmente si sta arrivando ad un numero un po' più elevato, però c'è stato dal 2000 in poi un crollo verticale di ragazzi che decidono di entrare in quella comunità, perché di fatto Azione Cattolica è una comunità, sì. Ci si sente parte di una comunità e si fa molto bello, no? È un'associazione propriamente, ma insomma chiamiamolo anche movimento se vogliamo, soprattutto giovanile. No? Soprattutto giovanile. Ecco, a me personalmente ha colpito questo movimento di numeri, no? Perché è un movimento molto ampio, qui stiamo parlando di numeri, di grandi numeri, ecco, e mi ha colpito, quindi da qui insomma la mia domanda, se poi anche lei lo vede, no? Nella sua parrocchia, che ci sono meno persone che fanno riferimento alla Chiesa, oppure non può essere definito un dato di fatto. Siamo una società in movimento. Una società in movimento, è vero, si fa un po' più fatica, ma c'è questa spinta forte all'individualismo e questa... La dico papale, visto che parliamo del Papa, papale, e questa spinta all'individualismo non è contraria, non genera, non spinge, come diceva Papa Francesco, ad andare verso gli altri, a stare insieme agli altri, dove una forma può essere anche proprio quella dell'associazionismo. Ecco,
cattolico, parlando nel mio ambito di un parrocchiale, che possono essere l'associazione degli scout, l'associazione dell'azione cattolica, appunto, però è sempre lì la spinta a vivere insieme. La tua vita, la tua felicità ci sarà e sarà piena nella misura in cui la vivi con gli altri, la realizzi con gli altri, mentre fai felice un altro e gli altri fanno felice te. O passiamo attraverso questa grande intuizione che il Papa continua a rivolgere ai nostri giovani, lo dice sempre, quella che ha ripetuto anche in maniera anche molto esilarante, ha ripetuto più volte, com'era? Facendo finta di non ricordare più il motto, però quel motto alzati e vai, che ha fatto ripetere, lui l'ha fatto volutamente per fargli ricordare: questa è la vita, alzati e vai verso gli altri, e allora troverai la tua felicità. Allora io chiedo alla regia, perché noi l'abbiamo preparato quel servizio, visto che lo stiamo citando, riusciamo a mandare in onda il servizio proprio quello del Papa con i giovani, che parte proprio da questo alzati e vai. Vediamo se ce l'abbiamo? Sì, e allora l'abbiamo preparato Don David perché appunto dice delle cose interessanti, e poi ci sono anche i giovani che rispondono, e questi giovani che tornavano a casa, sono tornati a casa con un'energia nuova, perché appunto ci dicevano che c'è bisogno ogni tanto di rinvigorire questa energia. Abbiamo una società che insomma non ci dà tanti strumenti per farlo, allora a momenti come questi... Ma anche di dare uno scossone, io direi, anche di risvegliare la volontà, la forza, perché ce l'hanno questi giovani, ma sono appunto appiattiti sul divano, ritorno a quell'immagine. Il Papa ha dato questo scossone: prendete in mano la vostra vita, prendetela in mano, dateci un senso profondo. Allora adesso lo ascoltiamo, Papa Francesco nel servizio di Antenna 3. Alzati e vai, alzati l'amore e vai, esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita. Per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Ai giovani della salute il Papa chiede di alzarsi e andare, alzarsi da terra, dalle tristezze, per imparare a guardare in alto, alzarsi per stare in piedi. Spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù. Un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Lo diciamo tutti insieme, uno per le altre. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Parla ai giovani nell'era digitale, giovani bombardati da modelli spesso troppo lontani e difficili da inseguire. Il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico: non isolatevi. Non isolatevi, non cedete al divano. Da qui il grande insegnamento alla bellezza. Nessuno è brutto, ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no? Sono le parole di un padre, ma anche di un insegnante o di un amico. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante. E così conquista il cuore dei giovani, arrivati davvero da tutto il Veneto per ascoltarlo. Giovani che hanno trovato nelle sue parole nuova forza e vigore. Lui con tanta forza ci parla e ci dice di rialzarci, di stare in piedi, di essere luce, di essere luminosi, di andare. Il fatto del rialzarsi e della possibilità che ci viene sempre data da Dio del ricominciare. Il discorso che ha detto che tutti quanti in un modo o nell'altro siamo belli e siamo perfetti così come siamo. È stato proprio un bellissimo dialogo, si è avvicinato tanto. La fragilità che Papa Francesco non nasconde e che trasforma in forza. Che come noi ha le nostre idee, è fresco, è giovanile ed è pieno di energia, e come ci ha chiesto lui dobbiamo alzarci e andare, e anche lui l'ha fatto e anche lui lo fa sempre. La sensibilità con cui riesce ad arrivare al cuore di noi giovani usando parole semplici ma comunque molto efficaci, profonde. Al di là del discorso cercava sempre di coinvolgersi e secondo me è stata proprio una bella grande cosa, ecco. È una bella dose
base di fiducia. Un minuto di silenzio per pregare insieme per il Santo Padre, poi la consegna della forcola, la congiunzione necessaria tra barca e remo a significare proprio loro, i giovani, in rappresentanza di tutte le diocesi. Siete figli di Dio, ricorda loro, non siete dei profili digitali, per concludere con l'invito ad incontrare le persone sempre. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Il cellulare è molto utile, per comunicarsi è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Questo modo estremamente colloquiale, no? Di rivolgersi ai ragazzi è arrivato davvero al loro cuore. Ha detto Papa Francesco: Venezia è terra che fa fratelli. Sì. Cosa vuol dire? Era proprio durante l'Eucaristia che ha celebrato in piazza San Marco. È vero, è stato molto bello quell'attenzione che lui ha messo. Venezia terra che fa fratelli e terra di interculturalità. Ma è vero, la storia di Venezia ci racconta questo, è sempre stato la porta di accesso per l'Oriente e l'Oriente entrava in Occidente attraverso Venezia. È molto bello. Poi in un momento come l'attuale di scambio profondo, di molto tipo, c'è tutta la questione dell'immigrazione e altro, credo che sia stato... Perché è uno scambio difficile da gestire, no? Nel senso, nelle sue accezioni estremamente positive, questo scambio comporta grandi difficoltà. Qui c'è la difficoltà dell'integrazione che noi purtroppo raccontiamo quotidianamente. Sì, sicuramente e sarà un tema che Papa Francesco affronterà sicuramente, uscirà credo a Verona e poi certamente a Trieste quando verrà di nuovo qui nel nord-est. Ecco, una terra di interculturalità, lo ribadiva anche il Patriarca nel suo saluto molto bello, ecco, e che è riuscito anche a puntualizzare il Patriarca, che a me piace molto anche nel suo modo di esprimersi, ringraziando il Papa, ha ringraziato il Papa per questi suoi continui appelli. Parlava della pace, parlava dell'attenzione ecologica, parlava dell'attenzione ai giovani, eccetera. Quindi davvero molto molto bello. E penso che Venezia davvero sia stata l'occasione di uno scambio, cioè per Venezia è stato un momento di apertura, secondo me. Ecco. Proprio di apertura per quei giovani, per la nostra gente, per il popolo, avere qui il Papa che ci ha aperto un po' le finestre, come dire, guardate che oltre il Veneto c'è anche un'Italia, c'è un mondo, c'è. E poi penso per esempio anche un altro aspetto di apertura molto bello, mi viene in mente adesso, quando alle donne al carcere, agli artisti dice: voi artisti attraverso l'arte potete farci cogliere il contributo prezioso, diceva, che viene dal mondo femminile. Non è un tema scottante quello della valorizzazione della donna e dall'altra parte la valorizzazione corretta, e di qui abbiamo la violenza sulle donne. Quindi che l'arte possa diventare, io sono convinto di questo, ma proprio convinto, sono pienamente d'accordo, anche questo è un veicolo per scoprire il contributo del femminile e l'originalità del femminile. Sì, assolutamente un messaggio interessante e direi anche innovativo in questo momento. Senta, Don Debbie, vorrei approfittare della sua presenza per così aprire un po' le porte della sua parrocchia. Che appuntamenti ci sono per questo mese mariano, quindi un mese importante? Sì, è vero, siamo un mese mariano e abbiamo iniziato proprio dall'altro giorno, da venerdì sera. Abbiamo tutto il mese mariano, quest'anno l'ho dedicato a far rivivere, ecco, le nostre comunità uscendo dalla Chiesa, se vuoi prendo un motto di Papa Francesco, andare in uscita. Perché? Perché mi sono impegnato nei giorni feriali, ovviamente che è possibile farlo, quindi dal lunedì al venerdì, a visitare le varie contrade, chiamiamoli pure sacelli, colmelli, sacelli di cristianità che sono le nostre chiesette, i capitelli che tante volte racchiudono una storia molto bella di famiglie
che sono storicamente da secoli e magari in quella contrada, in quella via. E allora celebriamo la messa in onore della Madonna in tutti questi vari luoghi, addirittura in qualche occasione siamo proprio anche in case private che vengono aperte e disponibili a tutti coloro che vogliono, non ci sono limiti, tutti possono partecipare e in tutto il mese di maggio io riesco a fare il giro di molte vie, non dico tutte, ma molte vie e contrade delle nostre comunità, delle parrocchie almeno a me affidate. Concludendo poi alla fine di maggio, ed è un invito che poi a questo punto rivolgo grazie anche alla televisione, concludendo il mese di maggio, nella serata del 29, esattamente mercoledì 29 maggio, nella chiesa di San Biagio, la chiesa principale, perché faremo una celebrazione, vivremo una celebrazione eucaristica in onore della Madonna con la presenza anche di Monsignor Antonio Guidolin, e sarà l'occasione per la nostra parrocchia di scoprire un'opera che stiamo realizzando per la nostra compatrona. Noi veneriamo la Madonna del Carmine, sarà poi la festa in luglio, ma a fine maggio introdurremo in chiesa una raggiera che è un elemento ornamentale, lo conosciamo bene, attraverso il quale sempre viene rappresentata l'effigie della Vergine, insomma, no? Che ha tutta una sua storia, e in quell'occasione Don Antonio Guidolin ci dirà anche il senso della raggiera, che significato ha per noi cristiani. A proposito di arte, no? Di simboli. Esatto, di simboli. E tutto torna. Don David, grazie davvero per essere stato con noi in questa domenica e averci aiutato un po' a ricordare che cosa è stata la visita di Papa Francesco domenica scorsa qui sul territorio. È stato un piacere per me, io rivolgo il mio saluto anche a tutti i telespettatori e anche l'augurio di una buona domenica, nonché la benedizione del Signore, come ci ricorda sempre Papa Francesco. Anch'io mi impegno oggi a pregare, ho già celebrato 3 messe, a pregare per tutti voi dello studio, ma anche per tutti i nostri telespettatori. Grazie ancora dell'invito, davvero. Grazie a lei Don David per essere stato con noi. Tra pochissimo, pochi minuti di pubblicità e poi avremo qui gli alpini per parlare della giornata di Roncade. Vi aspetto. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati. Nell'ultima parte vi presento i nostri ospiti, andiamo verso la Dunata Nazionale di Vicenza e lo facciamo con Franco Giacomini, che è presidente della sezione degli Alpini di Treviso. Franco, buongiorno. Certo, buongiorno. Grazie per essere con noi. C'è anche il suo vicario, Nico Marsura. Buongiorno Nico, grazie. Buongiorno. Allora, io chiedo alla regia di far vedere le immagini che abbiamo già proiettato all'inizio di questa prima edizione, perché partiamo da qui. Oggi di fatto è stata la giornata di Roncade, con addirittura il presidente nazionale che è arrivato con il lungo sfilamento alla deposizione della corona e l'inaugurazione della nuova sede. Franco, che cosa stiamo guardando? Ovviamente lei era lì, che cosa è significato per Roncade? Cioè, che giornata è stata per Roncade oggi? Beh, è stata una giornata importante perché il gruppo di Roncade, che all'età di quasi 90 anni, ha dovuto, giocoforza, cambiare più sedi in tutti questi anni ed è riuscito, grazie anche all'amministrazione comunale, a trovare una sede congrua e diciamo molto bella per come in questi ultimi anni l'hanno realizzata, e quindi per loro ma anche per l'amministrazione che si era impegnata, che aveva supportato il gruppo stesso, questo è un evento sicuramente importante. Una sede bella, spaziosa, a ridosso delle scuole, e quindi l'impegno da parte del gruppo di assistere anche le scuole nella pulizia del parco antistante. Quindi veramente la celebrazione di un qualcosa che si conclude dopo tanto tempo, tanti anni di attesa. Perché gli alpini sono inseriti all'interno delle nostre comunità e hanno bisogno di esserlo sempre di più, possiamo dire questo? Assolutamente sì. L'alpinità per noi vuol dire non solo tramandare quello che i nostri vecchi ci hanno insegnato, ma soprattutto anche inserirsi nelle comunità cercando di operare con le comunità stesse nel segno della solidarietà. Allora, e di solidarietà continuiamo a parlare perché la Dunata di Vicenza di fatto è un richiamo alla pace. Quest'anno la Dunata è nel nome della pace, ma una pace anche da raccontare e di insegnare alle nuove generazioni. Come si fa? Assolutamente. Non è facile, noi cerchiamo di farlo con l'esempio, che io ritengo sia sempre fondamentale in tutto ciò che facciamo, ma anche
con la capacità e la disponibilità delle scuole ad ospitarci. Noi con le scuole riusciamo a organizzare degli incontri con gli studenti, degli incontri frontali, dove appunto cerchiamo di condividere determinati argomenti, che non sono solo quelli ovviamente della nostra storia, ma anche di argomenti di attualità, quindi la montagna, l'amore per la natura, l'educazione civica, tutte cose che sicuramente non sottraggono diciamo, il compito, non vogliamo sostituirci il compito degli insegnanti, ma certamente laddove gli insegnanti vogliono ci integriamo con questo tipo di supporto. E crediamo che questo sia un modo per trasferire anche quei valori e ovviamente il segnale di pace, di convivenza civile che cerchiamo di applicare noi stessi. Franco, non posso non chiederle un passaggio su una delle polemiche che hanno tenuto banco in Veneto nelle ultime settimane, questa installazione di una statua con l'alpino che imbraccia il fucile a Padova. È una polemica, è nata da dove? Cioè, come l'avete vissuta voi, tra l'altro, questa polemica? Ma devo dire che noi, che forse conosciamo un po' di più la storia e anche la nostra storia, non ci preoccupiamo di inutili, a mio avviso, polemiche, che sono basate meglio sulla scarsa conoscenza di quelli che sono i veri valori. Ovviamente noi siamo un'associazione d'Arma, ma non abbiamo più diciamo, l'arma, e quindi la nostra arma è diciamo, la convivenza, il desiderio di trasferire alle nostre comunità quelli che sono i valori, che non sono i valori di guerra, ma sono i valori di pace. E questo è un messaggio insomma, molto chiaro che da sempre voi veicolate, e Vicenza ce lo ricorderà ancora una volta, cioè Vicenza quest'anno è all'insegna della pace. Come siete organizzati? Ci racconta un po' questo arrivo in volata alla Dunata di Vicenza. Allora a Vicenza saremo la nostra Dunata all'insegna della pace, e gli alpini portano la pace. Perché l'ha detto anche il nostro Sebastiano Favro stamattina, il nostro presidente, saremo in tanti a Vicenza e daremo proprio un colpo d'occhio alla città e porteremo tanta pace nella città di Vicenza. Saremo in tanti, ci saremo tanti gruppi schierati un po' in tutte le zone di Vicenza, ma tutti con lo stesso scopo. Per fare allegria, portare allegria a Vicenza e alla pace. Come siete organizzati? Si parte già, immagino, venerdì? Allora quasi tutti i gruppi si sono organizzati già da tempo con le salmerie, diciamo, no? Certo. Allora tutti quasi partono giovedì, si accampano già dove ci sono i posti prefissati, con i loro mezzi, con le loro cucine campali. Saremo proprio una grande famiglia, una bella grande famiglia. Allora, da Treviso quanti siete? L'anno scorso eravamo 1800, quest'anno arriveremo a Vicenza anche 2000-2500. È un po' più vicina, chiaro, allora più vicina, saremo più accessibile. Ancora più forti dell'anno scorso. Allora, Vicenza poi tra l'altro è un territorio in cui gli alpini hanno portato tanto, no? Un territorio che ha segnato la storia anche degli alpini. Assolutamente sì, Vicenza è diciamo, sicuramente patria e città alpina. Poi l'attesa per Vicenza è notevole. L'ultima Dunata è stata fatta nel 1991, per cui c'era grande desiderio di riavere la Dunata. E poi Vicenza con i suoi sacrari e quindi con i nostri anche sacrari rappresenta per noi dei valori che sono insostituibili. Quindi sicuramente ci sarà c'hanno molte persone che confluiranno a Vicenza a partire già dai primi giorni della prossima settimana. Tanti la raggiungeranno anche a piedi e poi si ritroveranno con gli altri degli altri gruppi in Vicenza. E io penso che se il tempo ci aiuta sarà una Dunata veramente indimenticabile.
E tra l'altro è stato bello anche vedere questa mattina, devo dire, è una preadunata, possiamo dirlo, c'è stato già lo sfilamento, c'erano tante sezioni insomma, della Marca, io ho visto Vittorio Veneto, ho visto Altivole, insomma eravate davvero in tanti. Sì. Perché la scelta di come dire, onorare Roncade in questo modo? Beh, sicuramente, ripeto, non è facile di questi tempi avere la voglia e devo dire anche un po' di coraggio nell'affrontare questo percorso per costruire una nuova sede. E quindi questo sicuramente ha pesato molto e la risposta effettivamente è stata grande. Avevamo con noi, peraltro, come ha detto lei, il nostro Presidente nazionale che ha impreziosito la giornata, ma avevamo anche il vicecomandante delle truppe alpine, il generale Antonello Vespaziani. E quindi direi che effettivamente la loro presenza, la presenza di tanti altri vessilli, Valdobbiadene, Conegliano, quelli che ha citato lei, Bassano, veramente è sinonimo anche di una condivisione che il gruppo di Roncade è riuscito a fare negli anni con altri gruppi di altre sezioni, e questo vuol dire che il gruppo non chiude la sua attività all'interno di se stesso, ma riesce anche a trasmettere e a condividere il suo operato all'esterno, e questo è diciamo, sicuramente quello che ritroveremo a Vicenza. Oggi, questa mattina, tra l'altro, con lo speaker si sono ricordati i grandi teatri, no? Di guerra, i teatri in cui ci sono stati gli alpini, ma si è andati anche al presente, perché purtroppo stiamo vivendo un periodo dal punto di vista politico molto pesante, lo scacchiere geopolitico si sta muovendo e le guerre in atto sono ancora purtroppo tantissime. È quasi impopolare parlare di pace oggi. È vero, però dobbiamo crederci e insistere, perché è l'unico strumento che noi abbiamo, a mio avviso, proprio perché vogliamo, e non solo noi ovviamente, essere portatori di pace. Far capire a chi ha il potere decisionale di che solo con la logica delle armi non si va da nessuna parte, e soprattutto non noi direttamente, ma coloro i quali ci hanno trasmesso degli ideali di pace sono proprio le persone che hanno vissuto la guerra in prima persona, e quindi dobbiamo insistere nel ricordare a tutti che non dobbiamo dimenticare quello che sono la nostra storia. Dobbiamo evitare gli errori e effettivamente tutti speriamo che non si ripetano. Che non si ripetano. Allora, gli alpini veicolano tanti valori, quello della pace sicuramente, ma anche quello della comunità, lo stare insieme. Ecco, posso chiedervi un passaggio ad entrambi sul servizio civile, che ogni tanto torna ad essere nominato anche dai vari governi come possibilità di far passare del tempo a dei giovani, del tempo di comunità, in comunità. Posso chiedere un passaggio ad entrambi? Il servizio civile potrebbe essere utile, in che modalità? Posso chiedere la sua? Sicuramente sì. Una forma di partecipazione, insomma. Una forma, sì, in maniera da essere utili al paese, alla comunità e soprattutto al paese e alle comunità. Sì, allora noi cerchiamo nel nostro, chiamiamolo mondo, che non è proprio così piccolo, di coinvolgere i giovani anche in esperienze diciamo extra scolastiche, quindi sulla protezione civile, per esempio, ma non solo, proprio perché riteniamo che sia l'unico modo per poter cercare di trasferire quei valori che potrebbero essere utili a colmare quel vuoto che c'è stato dal 2004, quando il servizio militare obbligatorio è stato sospeso. Perché in quel contesto, nel contesto che noi abbiamo vissuto, c'erano dei principi che andavano rispettati.
appunto anche la convivenza reciproca, il sapere dove uno si può spingere e dove si deve fermare, sono cose che si danno per scontate, però nel mondo e nella nostra quotidianità vedo che i giovani spesso dimenticano. Sono un po' saltate infatti. Sono oggi, saltati questi meccanismi, per cui se la Naia come noi l'abbiamo conosciuta difficilmente si potrà ritrovare, ripetere, però certamente un qualcosa che possa sostituirla garantendo quel meccanismo che appunto noi abbiamo conosciuto di rispetto, di riconoscenza all'interno di una struttura e credo che questo sia un po' una necessità per tutti. Ecco. Allora, grazie, voglio ricordare l'appuntamento, noi ovviamente ci saremo in diretta domenica per andare a raccontare il lungo sfilamento, ci racconta qualche passaggio importante da qui a domenica, insomma qualche appuntamento che potrebbe essere significativo insomma da condividere con i nostri telespettatori. Beh, allora già venerdì, nella giornata di venerdì al mattino ci sarà l'alzabandiera solenne, in collegamento con i 4 sacrari della provincia di Vicenza e poi sempre venerdì però alla sera verso le 18:30 ci saranno le bandiere di guerra che sfileranno in centro città accompagnate da tutti i vessilli di tutte le sezioni. E poi sabato sera ci sarà la messa solenne al Duomo. E poi chiaramente si arriverà alla domenica dove già a partire dalle 8:30, 9 inizierà lo sfilamento. Noi come sezione di Treviso presumibilmente inizieremo a sfilare verso le 17, non prima. Chiaro che poi dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche. Certo. Quindi se il tempo è buono, abbiamo più persone che partecipano, può essere che si slitti in avanti anche l'orario. Questo è un po' in estrema sintesi quello Abbiamo che è un dato po' uno sguardo al percorso. meteo, promette bene? Beh, promette bene a partire da venerdì, giovedì, venerdì. Nei primi giorni della prossima settimana non sembra così bellissimo, però poi il tempo ormai è talmente variabile che difficilmente si riescono a fare delle previsioni a breve termine. Allora, questa sera nei nostri telegiornali vi faremo vedere il taglio del nastro, una nuova sede degli Alpini di Roncade. Certo. Davvero oggi è stata la giornata delle penne nere di Roncade e ve la racconteremo, come torneremo a raccontarvi dell'appuntamento che ci porta verso la 95esima adunata nazionale degli Alpini di Vicenza del prossimo weekend. In ultima battuta vi vogliamo far vedere, oggi si è parlato anche della Treviso in rosa, un'altra delle manifestazioni che hanno riempito insomma di donne la città. La foto che vedete sono le nostre colleghe giornaliste operatrici del gruppo Media Nord-Est che erano presenti, come vi abbiamo annunciato, per portare insomma il loro messaggio di prevenzione e sempre di comunità, no? Perché oggi è un po' la parola chiave di questa giornata, la comunità. La Treviso in rosa con la raccolta fondi per la LILT, per la prevenzione, anche Antenna 3, il gruppo Media Nord-Est c'era, come c'eravamo questa mattina a Roncade per gli Alpini e ci saremo a Vicenza questo weekend. Quindi davvero grazie per essere stati con noi, Nico Marsura, grazie mille, e il presidente della sezione di Treviso Franco Giacomin. Ci vediamo ovviamente a Vicenza, ma anche prima non mancheremo di raccontare le varie tappe, no, che ci portano a questa adunata nazionale. Grazie a voi per averci raggiunto in questa giornata importante e al termine di questa prima edizione torna il grande cinema di Antenna 3. Vi proponiamo una bellissima pellicola, Totò e Cleopatra, con ovviamente Totò e Moira Orfei. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci ai nostri ospiti, dopo di noi anche le previsioni del tempo. Arrivederci. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo, tempo buono e clima primaverile e gradevole. Il dettaglio di domenica 5 maggio.
Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, tuttavia sulle zone montane e pedemontane al pomeriggio avremo nubi irregolari con probabili brevi locali precipitazioni associate. Temperature in lieve aumento, minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 22 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, cielo in genere poco nuvoloso con possibili rovesci sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si alterneranno sole e nubi, con sole un lieve aumento della probabilità di rovesci nel corso della giornata. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 23 e 25 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Salvadori Agricoltura. Scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.